Ottieni una borsa di studio in un college americano. Partecipa allo Yes We College Showcase il 9 giugno allo stadio della Shore. 24esima giornata di Prima B. Nel match di cartello il Marassi, quarto in classifica, ospita lo Strinati, la capolista Mignanego. Per i padroni di casa è d'obbligo cercare la vittoria per mantenere viva la speranza. Per gli ospiti conseguirla consentirebbe di tenere a debita distanza le dirette inseguitrici. Parte in avanti il Marassi, prima con la punizione di Repetto al 10° e al 17° con il tiro dalla lunga distanza di Maciò. Imbesi controlla agevolmente in entrambe le occasioni. Al 28° break per gli ospiti. La conclusione di Rossin è però imprecisa. Alla mezz'ora Marassi in vantaggio. Traversone di Ghiglia Samuele. Imbesi disinnesca l'intervento di Ghiglia Federico, ma nulla può sulla conclusione a rete di Stuto. 3 minuti dopo il Mignanego con Cambiaso da fuori aria costringe Bianchi alla deviazione in corner. Sul fronte opposto Imbesi è chiamata agli straordinari da Stuto. Ottimo l'intervento dell'estremo ospite. Sul finire della prima frazione Lipardi per gli ospiti ci prova di testa, ma la sfera termina sul fondo a poca distanza dal montante verticale. Si passa alla ripresa. Al 15° il Marassi perviene al doppio vantaggio. Repetto da distanza siderale trafigge Imbesi con questa conclusione da calcio piazzato. Il doppio vantaggio sembra mettere al sicuro la gara per i padroni di casa, ma la reazione del Mignanego è tutt'altro che sterile. Al 22° infatti Cambiaso trova il varco giusto per accorciare le distanze. Il 2-1 riapre la gara, ma soprattutto carica gli ospiti. Il 2-2 giunge qualche minuto più tardi. Il direttore di gara Di Maria di Chiavari giudica irregolare l'intervento di Canistrà e senza esitazione assegna il penalty agli ospiti. Lipardi dal dischetto non sbaglia e riporta il match sui binari della parità. Sul finire di frazione ospiti in inferiorità numerica per il doppio giallo combinato a Cannella. Nulla più però può essere riportato alla cronaca. Il pareggio non accontenta certamente la compagine di casa, ma non rassicura neanche gli ospiti, vista la concomitante vittoria del Bargagli, che riduce ad una lunghezza il distacco tra le due formazioni al vertice della classifica.